E il 20 giugno il calcio di Serie A riparte, l'annuncio del ministro dello sport Spadafora, Doriana Laraia. Oggi possiamo quindi dire che il campionato riprende il 20 giugno. Mi auguro anche che si possa dare un segnale positivo a tutto il Paese, per esempio utilizzando quella settimana che va dal 13 al 20 per chiudere, per completare la Coppa Italia. Il calcio ritrovato volta pagina concludendo una partita complicata che ha avuto la durata di 3 mesi. Il campionato di Serie A riprende, lo ha deciso il governo rappresentato dal ministro dello sport Spadafora, al termine della videoconferenza tanto attesa con Federcalcio e tutti i rappresentanti di leghe, giocatori, allenatori e arbitri. Finisce un prolungato e inusuale digiuno giustamente imposto il 9 marzo, prima accettato di buon grado, poi avvelenato da polemiche in cui si sono combinati tra loro calcoli economici e di classifica che parevano quasi mettere in secondo piano le ansie per la salute. In realtà questo non corrisponde a verità, visto che il protocollo della Federcalcio sulla ripresa, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, prevede la quarantena di tutta la squadra in caso di un nuovo positivo. Il campionato rischia dunque di fermarsi alla prima positività in qualunque squadra, ma già esiste un piano B. Andiamo ad Ercolano, il parco archeologico